Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Siamo arrivati a venerdì e quindi dichiariamo aperto il nostro weekend. Buon weekend a tutti! Siamo arrivati a giorno 20 di novembre e cominciamo questa mattinata nel nostro consueto modo. Grazie, 260.378 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Sicuramente siete ancora presi dalle tante novità di Io Compro Siciliano. Ieri sera abbiamo assistito a questa prima puntata del nuovo format del giovedì sera, tutti i giovedì, proprio da ieri sera alle 21:30, il format Sicily on Air, la musica siciliana, le eccellenze siciliane, condotto programma straordinario da Vincenzo Canzone. Grandi ascolti, soprattutto grande partecipazione. Ancora la Sicilia protagonista, ancora le grandi eccellenze artistiche che ci raccontano la musica con le sue connessioni da ogni parte del mondo. Quindi complimenti a Vincenzo Canzone e come sempre anche complimenti al nostro regista Paolo Gatto che come sempre ha dato il suo validissimo contributo per una bellissima e movimentata puntata. Complimenti naturalmente anche a tutti gli artisti che abbiamo avuto con noi, Alessandra Salerno, Will, i Malarazza, complimenti ai ragazzi. Bene, siamo arrivati al venerdì. Sapete che al venerdì abbiamo la nostra consueta rubrica delle Chiedimi pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni, uno dei fondatori e ideatori di Io Compro Siciliano. È un appuntamento, devo dire, tanto atteso. Io anche durante la settimana leggo spesso alcuni messaggi e soprattutto leggiamo le vostre mail che arrivano numerosissime a chiedimi pure @iocomprosiciliano.com, la mail di riferimento per fare delle domande al dottor Giorgiani, perché sapete che Io Compro Siciliano vuole essere da sostegno, da supporto, da suggerimento per le scelte aziendali. Il dottor Giorgiani è esperto in digital innovation, comunicazione, internazionalizzazione. Come sempre vi daremo qualche suggerimento e attenzione ancora al venerdì, sapete che all'interno della rubrica parliamo anche di bandi, quindi rimanete con noi fino alla fine. Oggi abbiamo uno specialissimo ospite, lui è il dottor Bellantoni. Rosario Bellantoni, il nostro ospite è un grande esperto in ambito finanziario che ci darà dei giusti suggerimenti per quelle che sono le scelte per entrare nei mercati internazionali. Insomma, rimanete con noi perché è veramente una puntata di grande, grande, grande interesse. Noi siamo pronti e quindi prego la regia di mandare la sigla del Chiedimi pure. Al venerdì la rubrica del Chiedimi pure a cura del dottor Giuseppe Giorgianni. Buongiorno, 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 benvenuto. buongiorno buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Niente, soddisfatto per il successo di ieri, sia dell'appuntamento alle 18 con i grandi Toti e Totino, che sono veramente due eccellenze siciliane veramente stratosferici, e poi con il nuovo appuntamento che proprio ieri è andato in onda, quello di On Air, che praticamente ci ha permesso anche di inserire un nuovo argomento, un ampio argomento dedicato alla musica e a tutti veramente le eccellenze, gli artisti che sono veramente eccellenze siciliane. Dottor Giorgianni, lei mi dà spunto per ricordare che proprio ieri pomeriggio abbiamo avuto questa puntata special alle 18, una puntata special di Io Compro Siciliano Live con i grandi Toti e Totino, che sapete ormai essere un po' i nostri testimonial artistici, ma ancora questo pomeriggio, siccome ci siamo tanto divertiti e vogliamo lasciarvi per questo weekend in maniera allegra,
questo pomeriggio abbiamo un grande spettacolo. C'è già pronta la sua chitarra, ci sono già pronti tutti i suoi personaggi, perché ancora avremo un pomeriggio special con Io Compro Siciliano Live, avremo ospite Giovanni Cangialosi con tutti i suoi personaggi, video, chitarra, musica, insomma rimanete con noi anche questo pomeriggio perché ci divertiremo tanto. Noi siamo pronti, dottor Giorgianni, noi entriamo nel vivo della rubrica. Pronto anch'io? Leggiamo subito questo messaggio che ci arriva da parte di Silvio. Silvio dice: ho un'azienda in provincia di Agrigento, volevo sapere dal dottor Giorgianni qual è secondo lei la migliore strategia da attuare per una corretta digital transformation di un'azienda. Dottor Giorgianni. Sì, ecco, la trasformazione digitale diciamo che non è un problema, secondo me, tecnologico, da considerare tecnologico, ma è un problema strategico. Diciamo che la trasformazione digitale, o che cos'è la digital transformation, se la dovessi spiegare a mia nonna, o tu una persona avanti con l'età, direi che non è altro che fare l'azienda nell'era moderna, perché oggi come oggi non pensare ad una digital transformation vuol dire far chiudere l'azienda a breve periodo. Quindi diciamo che non è altro che un risolvere un bisogno di un gruppo di persone attraverso la tecnologia, che oggi veramente è ampiamente disponibile. Per farlo però bisogna coinvolgere e formare sempre tutte le persone che lavorano nell'azienda. Diciamo che la digital transformation è quella, può essere considerata secondo me come il cambiamento che porta appunto a una trasformazione globale dell'azienda. Questo perché cambiare la natura dell'organizzazione rendendola digitale significa un po' cambiare il modo in cui le persone lavorano dentro l'azienda, oltre a cambiare anche i processi, le strategie e tutto. Questo cambiamento quindi è un cambiamento che deve essere fatto a 360 gradi nell'azienda, offrendo però vantaggi più proficui e consentendo all'azienda di diventare più efficiente e agile. Per intraprendere rispondendo proprio all'amico Silvio, direi che per intraprendere un percorso di digital transformation occorre munirsi di diverse competenze rispetto a quelle tradizionali, perché si dovranno soddisfare esigenze, veramente tante esigenze della trasformazione. Non si può basare soprattutto esclusivamente dal punto di vista tecnologico, quindi inserendo magari il cloud, inserendo tecnologie quali il blockchain o l'intelligenza artificiale, ma anche nuovi metodi organizzativi all'interno dell'azienda. Quindi ci deve essere una flessibilità o un team cross dipartimentale molto formato e quindi si deve avere anche un nuovo modo di lavorare all'interno dell'azienda, anche il famoso smart working che in questo periodo lo sentiamo dappertutto. Diciamo che la trasformazione digitale, quindi come dicevo prima, non è solo un problema tecnologico, ma soprattutto strategico. Questo è dovuto, diciamo, è quello che io cerco di trasmettere sempre a imprenditori e manager che mi chiedono. Quando le aziende vanno a intraprendere un nuovo percorso di trasformazione digitale, commettono sempre e quasi sempre gli stessi errori. E io le chiamo e le ho individuate in tre fasce. Io li chiamo trappole, che sono le trappole classiche che hanno i vari imprenditori. La trappola della tecnologia, la trappola del digital marketing e la trappola della governance. La trappola della tecnologia in che senso? Quando l'azienda focalizza i suoi sforzi e i suoi investimenti lanciandosi diciamo a capofitto su una determinata tecnologia, tipicamente diciamo l'azione è questa: convocano la software house o la web agency di turno per farsi sviluppare magari un nuovo sito o una nuova app o un nuovo e-commerce, ma senza avere bene in mente alcuni temi fondamentali, che sono lo studio approfondito dell'ambiente competitivo, l'analisi
come i propri clienti acquistano e possono usufruire dei prodotti e servizi nell'era digitale, come cambia il proprio posizionamento strategico o come ridefinire l'intera customer experience, perché quella è veramente importante. Quindi spesso accade che lo sviluppo di queste tecnologie non portano veramente ai risultati di business sperati proprio per quel motivo. Poi c'è la trappola del digital marketing, che è quella secondo me più diffusa. Sempre spesso incontro aziende che hanno investito magari tanto in lead generation online o campagne pubblicitarie, ma senza avere chiaro in mente, diciamo, una strategia, o senza aver lavorato su quello che abbiamo tecnologie o marketing, ma senza diciamo aver valutato attentamente se l'azienda può reggere questa trasformazione. In particolare molto spesso non si analizza tutto quello che concerne il ripensare i processi interni, il valutare le competenze che devono avere anche i dipendenti, e questi molto spesso fanno diciamo più danno e quindi arrivano per l'azienda a più danni che benefici. Quindi ci sono queste tre, come le chiamo io, trappole da evitare, e poi la digital transformation veramente riesce a trasformare un'azienda rendendola competitiva ai giorni d'oggi, perché senza digital, senza innovazione, veramente le aziende sono destinate a chiudere. Dottor Giorgianni, mi sembra di comprendere che per migliorare poi le strategie economiche sicuramente bisogna, adesso lei spiegava un po' tutte le varie fasi, però alla base penso che sia importante affidarsi a persone competenti, a professionisti che chiaramente ne diano prontezza. Dico, anche per quello che riguarda, lei adesso diceva, bisogna fare degli studi di settore, bisogna chiaramente avere delle competenze specifiche, per cui io dico sempre è importante naturalmente affidarsi a validi professionisti anche per seguire quelle che sono proprio le modifiche legate anche un po' a quello che riguarda le scelte aziendali, no? Sono fondamentali queste, dottor Sì, Giorgiani. sì, assolutamente. Tra l'altro molto spesso ecco, viene sottovalutata la figura del consulente, perché molto spesso magari questa trasformazione viene vista come un qualcosa che deve essere all'interno, però molto spesso una persona che viene dall'esterno può capire determinati errori magari che si commettono, oppure può capire come meglio organizzare all'interno dell'azienda per non far avere uno spreco, far avere diciamo delle difficoltà organizzative. E questo viene fatto, vabbè, per quanto riguarda per esempio in Italia hanno istituito, io faccio parte proprio anche dell'albo degli innovatori, dell'innovation manager, quindi c'è un albo per cui se entri in quell'albo devi avere determinate caratteristiche, quindi possono tranquillamente le aziende rivolgersi, o comunque andare a scaricare l'elenco che c'è online, dove praticamente vengono evidenziate un po' tutte quelle persone che hanno quelle caratteristiche. Dottor Giorgianni, noi prima di far entrare il nostro specialissimo ospite, è già lì pronto nel suo ufficio, sta aspettando proprio di entrare in diretta con noi. Mi piacerebbe leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici, il saluto naturalmente va a tutti voi. Allora, cominciamo da Salvatore Armanno, buona giornata da Sciacca, un abbraccio a te Salvatore, saluta la bella città di Sciacca. Abbiamo Salvo Bucchieri che ci saluta dalla Francia. Ciao Salvo, grazie per essere in collegamento. Abbiamo John Blandi, beh, lui è un siciliano ed è a New York, vive a New York. Ciao caro amico, sereno weekend, Bedda Katiuska, un grande bacio a te, grande John. C'è Rolando Ferracini, buongiorno bella. Da un po' che non ti vedo ed eccoci qua. Tu collegati più spesso, così almeno quotidianamente sono con voi tutti i giorni alle 12. Abbiamo Nicolas Contini, ciao Nicolas, grazie per essere in collegamento. Giovanni Ferrito, buongiorno da Randazzo, saluti alla bella città di Randazzo. John Blandi dice complimenti a Io Compro Siciliano, e anche Vincenzo ieri sera ha visto la puntata del nostro Sicily on Air. Abbiamo lo chef Fabio Mambo, buongiornissimo. Abbiamo Gogol, ambasciatore del sorriso, Mauro Todaro, un abbraccio a te caro Mauro. Abbiamo John che dice, John Blandi, ben arrivato Giuseppe, buon fine settimana. Quindi dottor Giorgianni, saluti da parte di John Blandi. C'è Cassia Paiva, buongiorno.
da San Paolo San del Paolo Brasile, del Brasile. bellissimo. Ma Tra dai, ma l'altro, ciao! volevo anche, da una statistica che abbiamo visto sui nostri social, su un po' tutta la struttura di Io Compro Siciliano, aumentano progressivamente. Ogni settimana abbiamo almeno un aumento del 3-4% delle persone che ci seguono dall'estero, e questo è qualcosa di meraviglioso, meraviglioso, perché realmente ci arrivano tante email, tanti messaggi da siciliani anche che sono stati costretti anche ad andare all'estero per trovare lavoro. Noi sappiamo tutti che la Sicilia non è stata è una delle terre più belle del mondo, se non la terra più bella del mondo. Da siciliano naturalmente uno dice che è la terra più bella del mondo, ma come dico sempre io è un continente, non è una regione, perché realmente ha tutto per essere il top al mondo. Però realmente negli anni molti sono partiti perché non c'era lavoro, perché le cose qui non andavano tante bene. Io spero che adesso cambino e che magari questo problema grave che stiamo attraversando ci riesca a portare quella consapevolezza di avere, tra virgolette, come diceva mia nonna, l'oro in mano, e molto spesso non lo sappiamo sfruttare. Questo è da sfruttare veramente al massimo. Dottor Giorgianni, ancora un paio di messaggi e passiamo subito al nostro ospite. C'è Luigi Malerba, buongiorno a tutti voi, ciao Luigi, grazie per essere con noi. C'è il Faraone Palermo, il nostro carissimo amico, anche oggi ci scrive. Buongiorno carissima amica Catiuscuzza, ciao caro Giuseppe. Internazionale, bravo, consulente, anche Rosario Bellantoni. Oggi è un argomento veramente molto importante. Ancora Salvo Bucchieri risaluta, abbiamo Lidia Prestana, buongiorno Giuseppe Giorgiani e Catiusca, io compro siciliano. Bene, a questo punto, signore e signori, siamo pronti per aprire le porte di casa nostra. Si aprono le porte di Io Compro Siciliano Live e facciamo entrare il nostro specialissimo ospite. Abbiamo con noi quest'oggi il dottor Rosario Bellantoni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a Buongiorno. tutti voi, buongiorno, grazie per l'invito, è un piacere stare con voi. Grazie, grazie dottor Bellantoni per essere con noi. Lei è un esperto in ambito finanziario, team manager presso la Moneti SRL, società dedicata alla mediazione creditizia che si rivolge sia a privati che a aziende, e anche consulente nel trade finance e nel credito documentario, sia in ambito nazionale ed internazionale, bancario e finanziario. Insomma, io adesso piano piano con lei, dottor Bellantoni, per il popolo di Io Compro Siciliano, vorrei piano piano parlare proprio di quello che è il suo lavoro e parlare di un argomento che per noi al venerdì è molto importante, che è proprio l'argomento legato all'internazionalizzazione. Entriamo e parliamo però nel vivo, entrare nei mercati esteri. Il dottor Giorgianni dice sempre non è semplice, bisogna stare attenti, non possiamo pensare di arrivare in un paese e vendere prodotti così. Effettivamente lei oggi ce ne darà anche un po' spiegazione in grandi linee, dottor Bellantoni. Sì, diciamo uno dei problemi che purtroppo vengono fuori affacciandosi all'estero, spesso sono i problemi dovuti alla modulistica, al leader burocratico sui pagamenti, dunque servono delle banche a supporto che possono aiutare le piccole e medie imprese ad affacciarsi con delle competenze importanti in questi mercati. Per mercati ovviamente internazionali intendiamo varie parti, fra cui potrebbero essere per esempio uno dei continenti dove l'Italia lavora tanto e spedisce l'Africa, Medio Oriente, tutte queste nazioni che stanno all'interno di questi continenti hanno delle procedure bancarie e finanziarie che sono diverse. Noi li supportiamo per affacciarsi a questo mercato del credito cosiddetto documentario per l'espedizione dell'import-export e per dei lavori che vengono effettuati all'estero.
Dottor Bellantoni, chiaramente viviamo tutti in un periodo molto, molto particolare, allora le dico, in questo periodo un po', visto che lei tra l'altro lavora su ambito nazionale ed internazionale, cosa sta accadendo? Se ci un po' racconta quello che è il mercato legato poi agli investimenti. Sì, allora io mi occupo di vari settori, dal credito immobiliare per conto di una società di mediazione creditizia, come diceva prima, una società importante, la Moneti SRL, che la proprietà di questa società è la holding Gabbetti Immobiliare, primo partner immobiliare in Italia per numero di agenzie di compravendite immobiliari. Noi seguiamo questo settore anche per i mutui. È un momento particolare in ambito nazionale, però devo dire che le compravendite non stanno diminuendo, ma alla fine stanno comunque sulla media nazionale. Nel settore invece del credito sta andando bene tutto sommato, perché i tassi sono scesi notevolmente e stiamo lavorando bene in ambito alla fine nazionale nonostante il periodo. All'estero tutt'altra storia, nel mercato internazionale purtroppo ci sono dei blocchi dovuti a delle nuove, diciamo, regole e leggi di alcuni paesi che hanno bloccato le importazioni. Non ci sono più le fiere in questo momento, dunque questo si è un po' bloccato. Tutto il processo dell'import-export in questo momento è diminuito, diciamo siamo al 20% in questo momento, però devo dire che stanno andando avanti i lavori. Per esempio alcune aziende italiane fanno dei lavori all'estero e stanno andando avanti. Per esempio alcune aziende italiane si sono affacciate in Qatar, questa nazione degli Emirati, e stanno facendo dei lavori per i nuovi stati per i mondiali di calcio che comunque si terranno a FIFA 2022. Lavori ci sono. Il problema è che in questo momento si naviga a vista e aspettiamo che il nuovo anno possa ritornare tutta la normalità, così possa riprendere l'import-export e anche i lavori all'estero. Abbiamo tantissime anche aziende siciliane che si affacciano a questo mercato, che hanno grandi competenze e ci aiutano a prendere dei lavori in paesi all'estero, paesi diciamo fuori dall'Italia, particolari, in nazioni anche particolari, e facciamo una bella figura, perché comunque il Made in Italy, il Made in Sicily è sicuramente qualcosa di apprezzato e ricercato. Dottor Giorgianni, prendo spunto da quello che ha appena detto il dottor Bellantoni, dicendo, ma non dicendo proprio tutto, nel senso è un po' per dare delle chicche. Giustamente il dottor Bellantoni diceva che questo è un periodo molto particolare che viviamo tutti. Per esempio le grandi fiere, anzi dalle piccole alle grandi fiere, ahimè non sono bloccate, non ci sono fiere internazionali, appuntamenti internazionali, ma devo dire che io compro siciliano. Diciamo, non diciamo proprio tutto, però sta pensando anche a questo, nel senso che io compro siciliano, si sta anche muovendo affinché qualcosa possa essere di buon auspicio, ma anche un'interessante nuova forma, chissà, magari Alternativa. di Magari eh? alternativa, virtuale, boh, non Non so, non possiamo non dire possiamo troppo. svelare nulla in questo momento. Non possiamo dire nulla, però diciamo invece questo lo possiamo dire, ci sono veramente tante sorprese e quindi continuate. Possiamo dire però che, ecco, accennando proprio, sentivo il Qatar e ai mondiali del 2022, ecco, questo lo possiamo dire, ci siamo già mossi, siamo a buon punto per avere anche dei contatti, dei buoni contatti lì per essere presenti durante i mondiali con i prodotti Io Compro Siciliano, quindi
Work in progress. Quindi work in progress. Dottor Giorgianni, andiamo invece verso il venerdì, è un appuntamento anche importante per parlare di bandi. Vogliamo dare comunicazione al popolo di Io Compro Siciliano? Parliamo di bandi? Sì, sì, oggi ho selezionato un bando, tra l'altro lo stiamo visionando proprio come Io Compro Siciliano, perché è un ottimo bando, non ci sono grandi fondi, ma è un bando che si chiama Idee Rete, è un finanziamento a fondo perduto promosso proprio da un gruppo assicurativo molto importante, che è il gruppo Assimoco, per promuovere e sostenere idee e progetti per la ripresa sociale ed economica dei territori e mitigare le conseguenze derivanti dal coronavirus. È proprio attualissimo, non è particolarmente difficile perché comunque i fondi a disposizione non sono tantissimi, ma realmente è molto, molto interessante. Loro prevedono di sostenere progetti finalizzati a realizzare riqualificazione energetica, sicurezza sismica, sicurezza idrogeologica, mobilità sostenibile, ma anche servizi digitali ed educazione, formazione digitale, ma e soprattutto sviluppo della rete delle strutture territoriali, proprio attraverso iniziative come la nostra che intendono sostenere lo sviluppo proprio del territorio. Quindi è ad hoc anche per quello che noi stiamo portando avanti, e qui possono comunque diciamo presentare richiesta al bando cooperative sociali, imprese benefit, società benefit come lo è anche Io Compro Siciliano, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, insomma un bel po' di tipologie di aziende. Lo possono presentare progetti, la scadenza è fino al 28 febbraio 2021 e praticamente si può avere un contributo dai 50 ai 90 mila euro per singolo progetto. Quindi comunque un buon diciamo un cospicuo contributo per poter avviare dei progetti veramente importanti. Grazie dottor Giorgianni, ci sono dei messaggi che stanno arrivando per il dottor Bellantoni e quindi io do subito comunicazione. C'è Roberto Ingranci che scrive: buongiorno agli amici di Io Compro Siciliano e buongiorno al mio caro amico Rosario Bellantoni. Quindi arrivano messaggi, ci sono ancora messaggi da parte di Pietro Luca Fileccia che dice: buongiorno a tutti, grandissimo il dottor Bellantoni, professionista di rara competenza. Messaggi, poi arrivano ancora messaggi da Maurizio Tominia: buongiorno amici di Io Compro Siciliano, buongiorno a te caro Maurizio e a tutti gli amici di Artisti Nostri Amici. Ciao Catiusca, buongiorno dottor Giuseppe Giorgianni, ancora Daniele Barca complimenti, Amalia Lopinto, abbiamo buongiornissimo e buon fine settimana a tutti. Dottor Bellantoni. Siamo quasi a chiusura, arrivano dei messaggi, mi è piaciuto molto questo di Pietro Luca Fileccia, dice dottor Bellantoni, professionista di rara competenza. Quanto è importante, dottor Bellantoni, la competenza oggi, a maggior ragione, in scelte molto forti che sono legate agli acquisti di immobili, così come diceva lei, ma anche tutto quello che riguarda il mercato, l'introduzione all'interno dei mercati internazionali, insomma, quanto è importante essere dei bravi professionisti proprio per cercare di consigliare al meglio. Ma le competenze e la consulenza di professionisti con esperienza è fondamentale, anche perché pagare oggi il consulente e risparmiare dopo in vari problemi. Io l'ho sempre sostenuto e la vedo ogni giorno, il lavoro che viene effettuato da tutti coloro che sono nel mondo finanziario, bancario, ma in qualsiasi settore, diciamo le consulenze, gli studi di consulenza che ci sono fondamentali, perché permettono al cliente di rischiare meno, di avere la sicurezza nel poter chiudere una trattativa o in un contratto o incassare, oltre che vendere in alcune situazioni. La consulenza e la competenza permette anche a piccole e medie imprese di potersi affacciare in un mercato estero
sarebbe impossibile senza una buona consulenza, senza una buona competenza, affacciarsi a un mondo del genere. Io ho diverse aziende che seguo, piccole, medie e piccole, hanno fatto dei lavori all'estero, pagati molto di più che in Italia, con peripezie da un punto di vista logistico per la distanza, ma oggi da piccole imprese sono diventate medie imprese, fanno dei lavori, alcune addirittura aziende lavorano al 90% all'estero e al 10% in Italia, proprio perché l'estero può aiutare, grazie a una buona consulenza, essendo supportati in modo dovuto, può aiutare a lavorare bene e poter marginare in modo adeguato, che è un po' differente dal mercato italiano. Dottor Bellantoni, c'è un messaggio che arriva adesso da parte del nostro amico Faraone Palermo e dice: purtroppo, giustamente come ha detto Rosario, ci sono delle regole soffocanti dalla parte dell'Unione Europea. Io dico che bisogna investire nei paesi del Golfo, che non esistono queste regole paralizzanti. Poi il Made in Sicily è anche molto apprezzato lì, è un po' quello che diceva lei poc'anzi, no, dottor Bellantoni? Sì, ci sono delle regole particolari e diverse, ma ripeto, anche qui, se ci facciamo circondare, supportare da persone competenti, sicuramente si può lavorare, arginare, superare affrontare queste regole. Ci sono tantissimo, per esempio sul food negli Emirati, il food italiano, il Made in Italy è molto molto presente e apprezzato, come anche nel mercato russo è molto presente ed apprezzato. Questo significa che è vero che ci sono delle regole, ma possono essere rispettate e si può lavorare. Ovviamente il supporto di gente, di export manager, oltre che da un punto di vista bancario e finanziario, ma persone che stanno sul posto e possono supportare, conoscono bene le regole da un punto di vista contrattuale, questo può solo aiutare. Dunque non è impossibile, si può fare, a volte sembra una salita difficile, in realtà con un buon supporto sì è una salita, ma poi c'è anche la discesa. È vero. Dottor Bellantoni, adesso una domanda assolutamente personale, anche a lei, dottor Giorgianni. Ma questo pomeriggio avete mica da fare alle 18? Siete liberi? Assolutamente sì, io immagino assolutamente sì, perché questo pomeriggio alle 18 noi abbiamo un appuntamento speciale che io compro Siciliano Live Special. Si ride, c'è già lì la chitarra, microfoni, cose, personaggi, ridere, un pomeriggio allegrissimo per tutto il popolo di Io Compro Siciliano, perché c'è Giovanni Cangialosi che l'ha pronto, è proprio lì dietro, già pronto, alle 18 Io Compro Siciliano Live Special. Vi aspetto. Quindi, dottor Bellantoni, assolutamente mi raccomando. Ok, dottor Giorgianni, io la ringrazio sempre per questo appuntamento. Io ci sono sempre comunque. Ma lei è uno dei capi e quindi deve esserci per forza. Assolutamente. Poi tra l'altro quando ci sono tutti i personaggi, noi cerchiamo veramente di coinvolgere tutti i personaggi di alto livello, perché vogliamo portare realmente diciamo alla portata di tutti le grandi eccellenze che abbiamo qui in Sicilia, e quindi è veramente importante comunque anche il numero progressivo che sta aumentando di spettatori che abbiamo. Adesso siamo veramente ufficialmente testata giornalistica, molto presto ci saranno tante novità che io non posso svelare in questo momento, ma veramente tante novità. È vero. Bene, carissimi signori, popolo di Io Compro Siciliano, vi aspetto questo pomeriggio alle 18, non mancate. Ringrazio come sempre in regia il mio regista Paolo Gatto, Marzia Monreale in redazione, Roberta Liotto, tutto il team di Io Compro Siciliano. Mi raccomando, continuate a seguirci questo pomeriggio ore 18, puntata special. Io, dottor Bellantoni, la ringrazio per questa bellissima intervista. Grazie a voi. Ringrazio per aver portato la sua preparazione e la sua figura professionale a disposizione di tutto il nostro popolo. Grazie, dottor Bellantoni. Dottor Giorgianni,
Noi ci vediamo come sempre venerdì prossimo con la nostra consueta rubrica Chiedimi pure, mi raccomando, scrivete a chiedimipure@iocomprosiciliano.com e non dimenticate di entrare nel nostro portale www.iocomprosiciliano.com, questo portale con un viaggio attraverso i gusti, i sapori, la tradizione, l'arte. Secondo me vi manca viaggiare nell'esperienza del nostro portale, mi raccomando. Tra l'altro volevo anche aggiungere che venerdì prossimo è la giornata del Black Friday e anche Io Compro Siciliano sarà piena di offerte, sarà pieno di novità, sarà pieno di realmente tante news che arriveranno proprio in quella giornata. Quindi ci piace. Bello. Quindi saremo tutti collegati. Allora, mi raccomando, il dottor Bellantoni, adesso lei dovrebbe gentilmente avvicinarsi alla camera. Dottor Giorgianni, anche lei dovrebbe per favore avvicinarsi alla camera. Adesso, dottor Bellantoni già se la ride. Adesso dovrebbe ripetere con me, dottor Giorgianni, lei conosce la prassi. Dovreste ripetere con me, carissimi signori, io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stato con noi, grazie dottor Giorgianni, grazie dottor Bellantoni. Grazie a tutti e buon weekend. Alle 18, special! Ciao!